Friulando oggi vi porta a Gorizia, chiamata nell'Ottocento la Nizza d'Austria, la città giardino per la qualità dell'ambiente, della società e di vita. Qui siamo sul colle del castello con un panorama a 360 gradi dall'Adriatico alla pianura friulana, dal Coglio alle Alpi Giulie. Dopo una lunga storia fatta di convivenza fra genti diverse per etnia, lingua e religione, nel secolo scorso Gorizia ha subito le ferite della Grande Guerra e soprattutto quelle della Seconda Guerra Mondiale, che l'hanno lacerata e divisa fra due stati su un confine che non era mai esistito prima. Oggi Gorizia, assieme a Nova Gorica, ha intrapreso il cammino della ricongiunzione delle fratture ed è destinata a diventare capitale della cultura europea nel 2025 e grazie ai talenti delle sue genti. Noi di Friulando cerchiamo questi talenti come partner e compagni di viaggio perché vogliamo scrivere assieme a loro il futuro della nostra terra con la creazione di un brand che raccolga le eccellenze imprenditoriali e le comunichi al mondo.